Comunque ragazzi, voi qua non vedete, è troppo scuro, però la lancia del VIP è anche il tettuccio, quindi tu porti le ragazze qui, giusto? Con le ragazze tu guardi il cielo, dopo le porti qua in camporella? Sì. Tu ci posso studiare? Sì, tanto non si vede un cazzo stesso. Va alla strada, Dio. Beh, va alla strada. È il vero, che guardi come che fa freddo. Aspetta VIP, quante adesso dove sono seduto? Quante ne hai castigate in questo sedile? Io penso sento già dei crosti, tipo, no? Raccontaci VIP, quante ne hai portate su questo sedile qua? Anzi, se potessi sommare l'età di tutte le ragazze che hai portato qua, arriviamo alla tripla cifra. Ma può essere, sì. Ok. Tripla cifra, cioè quanti anni? No. Tu la domanda a lui. Tripla cifra, quindi no, intendo la somma di tutte le nipotine che hai portato qui arrivano in tripla cifra. Quindi, ma non sopra i 100 anni. ma no, sì, ti faccio un esempio. Se porti 3 quindicenni, se le portate qua arrivi a quanti anni? A 45. Boh, quindi arrivi alla terza cifra. Sì. Ok, Sì. quindi vuol dire che ne portate più di 6 quindicenni qua dentro. Ma anche 18 non so. Sì. 5, 6. Ok, ma tutti insieme no? A livello staccato. Beh, qua sono montati Una alla volta. Ti va di raccontarci qualche avventura con qualche ragazza che ti viene in mente in questa macchina? In questo momento no. I passaggi, quelli che alle nipotine. Ma l'avventura avevo più- un'altra macchina. Va bene. Ah, Avevo Perché- un'altra Vabbè, ma razza. spiega Che i fine- passaggi alle nipotine. che fine ha fatto l'altra macchina? E l'altra dopo l'ho cambiata perché era vecchia e allora... Ma non aveva problemi alle ruote, no? Cos'è successo che a volta là? No, gli hanno spaccato le ruote al Famila. 3 ruote. Vabbè, ma spiega i passaggi con le nipotine, vai. Raccontaci di queste nipotine. Eh, Intanto nel gergo italiano sandonadese, cosa vuol dire? Cosa vuol dire nipotina? Beh, ragazze... Dove va tu? Da Mario Andrea. Ma no, coglione! Devo andare a casa tua. vabbè, Ma perché... le ordinenda là, se no perdi massa tempo. E io che vado a Cosa Mario- fa tu? Dio cara? E va dentro l'edicola. Dio cara. E io che vado a Mario Andrea. Li chiamiamo. Ta, pizza Ma gratis. se hai detto tranquillo. prima che li chiamiamo, adesso dici andiamo da Mario Andrea, ma te capisci tu? Se dovesse già ordinare. Ma quando? Perché lui è un'altra roba che non è che ordina, va là direttamente e ordina. E prende sempre la direttamente, stessa. E ordina la pizza al momento. Si va là. Ma VIP, cosa sono le nipotine? Ragazze che hanno un'età... Occhio, questo qua in bici. Porco Dio. Beh, certo che sto qua tranquillo, dove va? Nipotine, un'età massima sui Che- 20 anni. Ah, ok. Beh, dai. E i passaggi? Ma mediamente quanti anni ha una nipotina? Beh, sui 16, Ok, 15-16. ok. Che li vado a prendere così mi diverto insieme con loro. Cioè, in che Ok. senso? Comunque attenzione, magari in io vorrei discoteca. dire che non voglio parlare al telefono, attenzione fodere dal dosso, però siamo fuori strada, incredibile. Che Il fuori tettuccio, strada? c'è il tettuccio no? Tanta roba. Sì, ma è solo d'estate. Sì, infatti siamo in Una estate. Non sarei tutta. Vabbè, spiegaci meglio adesso nel divano la storia di nipotine che non è ben chiara. No, lui deve spiegare come è diventato VIP. Sì, no, ok. Come sei diventato VIP? Conoscendomi in giro per le feste, per le discoteche. Conoscendoti da solo? Che cosa vuol dire conoscendo? No, magari La gente. vado in giro per le feste e mi sono fatto conoscere. Come hai fatto a farti conoscere? Beh, tramite social. Non ci credo. Ok. Qua c'è scritto qualcosa, Attenzione, è vero! Lucia, cuore, Riuscite a fare un po' di luce sul tettuccio? Aspetta. Nicolas. Ma hai scritto te, vecchio? Chi è Lucia? Attenzione qua. Aspetta che tanto che parcheggia. Vabbè, dici la verità, robe nuove che vengono fuori. Lucia, cuore, Sì, ma. TVB. Ecco qua, TVB. Lucia. Lucia, Ok. Ma perché sta roba? Questa macchina. Così, Era una Attenzione. nipotina che era qua dentro. O è una nuova? Ehi, dai. è una nuova nipotina. è una nipotina che... attuale. Ma di quanto tempo fa è stata scritta qua? Ma l'hai scritta te? Beh, Sì, l'ho scritta io. Ma con lei, Co- con lei presente? No, l'ho scritto quando... Da sol? Sì. Come? Perché? Boh, così.
Dice, comunque No. salutiamo Lucia. È bello perché c'è il riflesso del VIP sul cuore. Come Siamo- ieri a così. Sì, ma e dormi senza copri materasse? Ma no, il sacca Ma va. c'è roba marrone a tu cagasso. No, ma mestruazioni cosa sono? Roba di sangue. Che è tutto sporco. E devo sempre cagare. Vabbè, dai. Siamo qui, incredibile, nella stanza del VIP. Adesso vai in bagno, no? Incredibile. Televisione Philips 2006. Bella. Ma è tutto verde così. A partire di non vedere la cucina. Ma va, adesso avrei. Cuoricini. PlayStation 2? No, 3? 4. Ah, 4, giusto. Com'è questa mansarda? Dici te, quante ne portate qua di sopra, Nicolas? Beh, la cosina. Sì. Sicuramente. Pazzesco. Oh. Il libro del VIP. Ah, solo la pagina quindi. Tutta la storia di come è nato. Bello. 2 settembre 94, sì. Alle 15:33. Bellissimo. Vabbè, penso che ognuno avrà il libretto della nascita. Io no. sì, tutti. Sì? Io no. Ah, non so. Con tutta Bellissimo. la storia. Ma ti hai Bellissimo. deciso? Sì. Che VIP? Che VIP? Che pizza è che prende il VIP di solito quindi? Sempre la stessa. Cioè? Cipolla, peperone e salsiccia. No, prova a cambiare, prova a specchi e non c'è qualcuno. Va a cagare. No, è tanto Ragazzi, qui non finiscono delle sorprese. Ale, ci puoi mostrare la data di oggi? Sì. Perché la gente dopo non ci crede perché pare che sia un fotomontaggio. Oggi, domenica 5 ottobre 2025. Siamo nel 2025, non c'è l'anno, però vorrei farvi vedere qua la data di scadenza di queste salde, aprile 2023. come dietro l'8-5 che non l'ho neanche messo? Sì, vabbè, come entra le auto non l'ho neanche messo? Ma guarda il caffè che è là qua. Io ho tutto scaduto. Ah no, tu guarda quel buon. Come che è quel buon? Perché non ti ha fatto quel buono? Guarda, Guarda quel poco caffè. Sì, ma se lei quel buono, fammi quel buono. Questo non è scaduto, infatti. Vabbè, prova a sentire sto passo. E infatti scade a febbraio. 2026. Sì. Ah, che non Ma ai fioi dai il caffè è scaduto. Per sbolognare. So. Vabbè, metti a fiare il zucchero. Com'è? Com'è? Non ti male il zucchero. Un attimo che testiamo in diretta. Zucchero, prego, maestro. Mi dia una bustina di zucchero. Ma lo zucchero è scaduto o no? Vogliamo solo roba scaduta qua. Alla nostra postazione a Portogallo Pulisic e Allegri. Allegri gli ha detto Comunque ragazzi, roba scaduta, minorenni. Cioè qua Non non so. vendibile singolarmente, eppure c'è la bustina. Quindi è rubato. anche dopo la partita. Intanto Locatelli, altra apertura, possibilità per una Guarda. con consente che c'è Tomori che devono andare a Robe chiudere. nuove. In cima ancora Manterini, specie Locatelli. No, non apro. Roba scaduta. Che filo del male? Mi parli. È chiaro che anche un test interessante adesso della Liga. Pasta asciutta scaduta. Buono, buono, è accettabile, gradevole. 2028. Quindi la pasta che siamo. Ed eccoci qui, incredibile, col VIP di San Donato. Io ti conosco da anni, ma non sono mai riuscito a fare un'intervista al mitico VIP di San Donato. Intanto hai voglia di raccontarci la tua storia? Come nasci? Dove nasci? In che contesto nasci? Sono nato a San Donato di Piave e adesso abito a Musile. Di che anno sei? 2 settembre 94. Ok. Come passi la tua infanzia? Come passo la giornata? No, da piccolo, da prima Ah. nasci, che bambino eri da piccolo? Normale, sì. Cosa vuol dire normale, scusate? Ti piace studiare? Che rapporti hai con i tuoi amici? Beh, no, la scuola sono stato, dopo l'ho mollata perché sono stato bocciato. Ah, quando l'asilo, le elementari? No, l'ho lasciata in terza superiore Ok. Cosa avevi studiato? e avevo studiato elettricista, ho fatto 3 anni di scuola, ho preso la qualifica di 3 anni. Ok, poi cosa hai fatto? E poi ho fatto qualche lavoro, insomma. Tipo che lavoro? Il primo lavoro in pizzeria come lavapiatti Ok. e a Jesolo. Sono stato un po', dopo Cosa è successo? e dopo
E ho combinato qualche malanno e... Se ti va di raccontarci questi baragli. Abbiamo qui, incredibile oggi, abbiamo anche la regia che possono eventualmente insomma confermarci la versione del VIP o smentire o aggiungere addirittura qualche dettaglio. Cosa è successo come lavapiatti che hai combinato? E diciamo che per sbaglio ho intasato il lavandino e non dava più giù l'acqua. Cosa hai messo nel lavandino? Potete confermarci? Scusate se posso intromettermi, Eh. da quello che mi è stato riferito, si era intasato ovviamente il lavandino e l'acqua fuoriusciva ampiamente. Che c'era l'acqua che usciva dal Sì, locale. La porta è stata aperta Ah, sì. e Quella i era. clienti hanno visto lo tsunami entrare. Come hai fatto a stroppare così la lavandino? Non so come abbia fatto. Ma forse perché era il primo lavoro, allora... Ah, ok, ma scusa, ma se lei, insomma, se hanno anche dato la colpa a te, cioè avrai fatto qualcosa se sai che è colpa tua? Sì, perché secondo me si sarà intasato il lavandino, non andava più... Cioè, c'era sporco dei piatti, non andava giù più sporco. Non ti ricordi cosa è successo in particolare? No. Adesso al momento non mi ricordo. E altri lavori. Poi che altri lavori hai frequentato? Quindi? Il distributore. Il distributore cosa hai combinato? Il distributore, ecco, per sbaglio, al posto di mettere benzina ho messo gasolio. Su un succo, ricordiamo. Ah, ok. Non so se era così o l'incontrario. E se posso aggiungere, è andato a casa con il marsupio, con l'incasso della giornata. Che poi ti ha chiamato il titolare tuo papà. Sì, erano andato a casa con i soldi. 3.000 Ma scusa, ma questo SUV praticamente tu stai facendo la benzina solo che invece di fare la benzina hai buttato il gasolio? Sì, ho fatto... Ma non si è accorto questo qua del SUV? Sì, si è accorto dopo, sì. Quando era troppo tardi ormai. Quando è che l'ha buttata fuori via la macchina, insomma. Ok, insomma, vabbè, cose che possono capitare comunque. Sì, dai. Esperienze giovanili. Diciamo che un po' tutti abbiamo intasato qualche jeep. Ma invece, sei tornato a casa con l'incasso della Vabbè. giornata. Come mai sei portato a casa il marsupio con l'incasso? Non so. Comunque sbagliando poi si impara, dai. Giusto? Poi che altri lavori hai fatto dopo? Sicurezza all'outlet. Sei riuscito a intasare qualche lavandino? No, l'outlet poi per sbaglio io ho mangiato una granita e poi mi hanno lasciato a casa perché non potevo mangiare la granita. No, avevi esagerato, ci hai mangiato una granita mentre stavi lavorando Esatto. Sì, durante il servizio. e non potevi farlo? No. Beh, insomma, esagerato comunque, posso dire, insomma. Poi che altri lavori hai cambiato poi o ti sei fermato? Ci hai rinunciato? No, ho fatto un po' di elettricista, qualche stage, così. So che lavoravi come operatore ecologico, può essere? Sì. Come avevi combinato qualcosa? No, mi sono trovato bene. Ok, Ho fatto la stagione. ok. Ma adesso stai cercando lavoro, magari qualcuno che sta guardando questo video decide cioè, potrebbe prendere in considerazione l'idea di assumerti. Sì, o no? io sono disponibile, quindi... Cosa sei disponibile a fare? Ma quello che c'è. Diciamo che Nicolas è una persona altamente responsabile, direi. Sì. Quindi, insomma, se volete, se c'è qualche azienda che decide di, insomma, dare una possibilità a Nicolas, comunque tu sei sempre di San Donà, Sì. ok. Poi, quali sono le tue passioni preferite? Cosa fai durante una tua giornata, quindi adesso attualmente non lavori, giusto? No. Una tua giornata tipo, qual è? Beh, di solito io mi sveglio, faccio colazione. A che ora ti svegli? Ci Sai, sta. tutti si svegliano, insomma. Se no- Mi sveglio verso le 10:30 così. Ok, ti svegli verso le 10:30 e cosa fai? Ma faccio colazione, dopo vado a fare una camminata. Parla della tua più grande passione. Sì. Che è? Chi? Pokémon. Ah, Perché vai per quello alla fine. Gioco i Pokémon e... Tutto il I giorno. Pokémon con le carte? No, Pokémon. Ok. E quindi vai in giro a cercare i Pokémon, giusto? Sì, No, una tua giornata tipo, quindi ti svegli alle 10:30, fai colazione e vai a Pokémon, sì. giusto? Sì. Poi rientri, pranzi e non so, qualche altra particolarità che... Vai a prendere il pane, mi dicevi. Sì, alla mattina, sì. Nel panificio dalla notte. Ogni mattina Vado in panificio. il panettiere aspetta Nicolas Costa per prendere... E poi com'è che sei diventato VIP quindi? Non ho già chiesto questo. Sì. No? È in giro per i locali, per le feste. Ma come nasce il nome VIP?
Come hai fatto a diventare VIP? Cioè comunque sei una persona... Chi è che te- Attraverso i social mi sono fatto conoscere. Ma chi è il primo che ti ha cominciato a chiamare A così? proposito di social, su Instagram e Facebook ci sono vari profili. Ah, mi provi fan club? Fan club, la Incredibile. storia del grande fratello VIP. Incredibile. Ah sì, parla del grande fratello VIP di quella volta là, che ti hanno mandato la mail. Sì, Senti ma sta qua. alla fine ho ricevuto questo messaggio qua dal Grande Fratello che pensavo fosse vero e alla fine non era vero. Come no? Sì, che ti invitavano Mi invitavano a partecipare al Grande Fratello. in qualità di VIP, perché tu sei il VIP di San Noè. Si è- No, ma perché gliel'hanno detto, cioè gliel'hanno dato gli altri è stato all'inizio. eletto come VIP. Poi lui si sente come un VIP. personaggio diciamo, locale, del territorio locale. Cioè perché adesso a Jesolo ti conoscono tutti, ti fermano per fare la foto. Perché tramite questa fama. Perché sono diventato così famoso. Perché? Cioè perché non è normale Forse che è una un persona... personaggio particolare che comunque ha una certa attira identità. i più giovani. Cioè, Esatto, sì. La Gli tua, sei simpatico a tutti Come forse. avete visto prima. Beh, sì, finora sì. la tua fanbase da che età va? Beh, Intanto forse non sa cos'è una fanbase. No, diciamo le persone che ti conoscono, che ti seguono, che età hanno? dai 15 ai 30. Ok. Ci raccontavi prima, anzi nel documentario che probabilmente è già uscito, che tu comunque sei molto appassionato di serate, di discoteche. Quali sono le tue serate che di solito vai? Vai comunque come ospite, giusto? No, non come livello. ospite. Cioè però... Ospite nel senso... sì, come cliente possiamo dire. Sì, lo so, non è che lo organizza io, quel senso là, sì, effettivamente. Sì. Diciamo che lui va nelle discoteche. nelle Perché varie- io vedo che ti seguo su Instagram, spesso metti il post con la serata come se tu la sponsorizzassi, no? Sì, faccio pubblicità. Esatto. Perché? Ma non ti pagano? No. Immagino. E perché lo fai lo stesso? Perché voglio farmi notare che... E poi non ti fanno neanche entrare a volte, Perché? è vero, giusto? Perché i fan così sanno che lui è là. Esatto, tipo questa sera, tipo il sabato, questa sera vado a festa X, domani mi trovate al Capannina. Sì, il Quindi, muretto, c'è il rituale estivo e invernale. Ah sì, Esatto. giusto, quest'estate, com'è che era? Lunedì? Dov'è che andavi? Beh, lunedì c'era il Bovoletta ma non andavo. Beh, ma sei andato a volte, Beh, una volta sì. una volta. Vabbè. Martedì? Martedì c'è Ornella Bologna, ma la noce. Mercoledì? Da Sutto. Giovedì? Giovedì ogni tanto facevano il Chiappa e la Clea. Venerdì? Venerdì c'era il Muretto. Sabato? E sabato al Vanilla. pazzesco. E domenica? E domenica c'era il Capanina. Cioè, questa è l'estate del VIP. Mai un minuto di pace comunque. Tutte le sere impegnato. Neanche ai artisti veri che suonano hanno così tante serate. Però precisiamo che tutte le serate l'ingresso era gratuito. Beh, Non sì. hai mai pagato. No. Quindi comunque anche non essendo ospite comunque non pagavi per entrare. No, comunque non pagavo. Ma alle serate cosa ti piace fare? Beh, divertirmi, conoscere qualche ragazza. Puoi raccontarci qualche conquista che hai fatto in qualche serata? Beh, di solito vado là e ci parlo insieme, provo a conoscerlo. Ma Gli chiedo se vuole qualcosa da bere, O se vuole anche un passaggio. o se vuole un passaggio verso casa. Quello soprattutto. per poi insomma concludere, puoi raccontarci qualche avventura o gli amici magari hanno qualche avventura da Beh, specifica? ma nipotine, passaggi, puoi parlare di questo? Sì, beh, qualche passaggio, qualche ragazza l'ho dato Cioè, che da casa fino pur che loro vengano con te, tu ti offrivi... Sì, purché venivano via in macchina con me, io mi offrivo per dare un passaggio. Ok. Perché essendo anche minorenne, quindi non avevano la macchina, Esatto. avevano bisogno di un accompagnatore e quindi tu ti offrivi di portarle. Sì. Tipo dove? Mestre, dove sei andato? Studentesca. Beh, sì. Cioè, elenca i vari locali dove appunto loro hanno usufruito di questo servizio. Anche all'area City, a Mestre, sì. Sì, ma bisogna dire- Pigna colada. Ma queste... Aspetta, Marco dalla regia voleva dirci qualcosa. A volte nelle studentesche purtroppo il VIP non poteva... Ah sì, di quella volta di Mestre. Limite d'età. Quindi tu VIP vai alle studentesche dove vanno appunto le ragazze delle superiori, quindi e conosci queste ragazze in sostanza. Sì.
e quindi ti offre insomma di... Stando che io non posso entrare perché è una festa studentesca. Quindi le accompagni e basta? Le accompagno oppure vado su un'altra discoteca. Ma scusa, queste ragazze però le conosci in posti dove possono entrare? No. Dove puoi entrare anche tu? Anche in chat, immagino. Sì, beh, sì. Cioè, Cosa sì? quindi fammi capire, tu la ragazza che la porta da studentesca la conosci sui social, vi incontrate e poi tu le porti alle feste Sì. e poi le riporti a casa. E lui non può entrare perché sono E poi studentesche. li riporto a casa. Ok, ho capito. Ma tu nel frattempo che lei è accompagnata cosa fai? Mentre le aspetti? Vado sono andato su un'altra discoteca che... E poi dopo dove torni a entra gente più prenderle? grande. Esatto, sì, comunque Sì, conosci, è sempre là vicino comunque. conosci ragazze nuove e comunque lui poi si fa la sua serata, insomma. Esatto, ci sta. Una curiosità mia, qual è il tuo drink preferito quando vai a fare serata? Ma diciamo che bevo una roba diversa sempre dal solito. Vodka Red Bull, G-Lemon, Ok. Pesca Lemon. Parlavamo prima, a te piace viaggiare? Sì. Solitamente sì. Mi raccontavi che hai fatto un viaggio a Londra incredibile. Sì, con alcuni amici. Cos'è successo di particolare? Ma io adesso quello che è successo non mi ricordo, comunque so solo che mi sono divertito e basta. Ma qua dalla regia ci dicono che è capitato qualcosa di particolare. Ma sì, tu che te sa tutta sta spuzza ai piedi, cioè veramente non si respira. Può Vabbè. essere? Si battaglia sta roba qua. No, è la roba principale. Vabbè, vai. Tu segui anche il calcio, giusto Nicola? Sì. Qual è la tua squadra del cuore? E il Milan. Cosa raccontaci qualcosa del Cosa Milan. simboleggia per te? Cosa simboleggia per te il Milan? Anche ha avuto l'emozione di realizzare il sogno di andare a vedere il Milan a San Siro. Ah, mi è venuta in mente la roba. Tra l'altro, mi raccontavano dalla regia o in qualche chat che ogni volta che va a vedere il Milan che gioca succede qualcosa. Qualcosa di magico. Non so più le robe io dico. Cosa succede di magico quando vai a vedere il A Milan? Udine. E siamo andati Che il anche Milan non vince mai, ad a esempio. Udine. Il Milan non vince mai. Quando sono andato so che il Milan aveva pareggiato. Che aveva fatto baruffa anche fuori con Con i dei tifosi, diciamo, A San Siro? No, a Udine. Una volta A Udine era. Diciamo che è la prima volta che c'è stata la nostra trasferta ad Udine, 3 anni fa, l'anno dello scudetto, al gol del Milan del suo idolo Ibrahimovic, Nicolas ha preso la sciarpa e si è lanciato verso il campo. Ti va di commentare questa Sì, situazione? ho risultato per il gol. Cosa è successo? E... Ma cosa pensi della Juve, Ha dell'Inter? sfogato Li la sua odi? gioia, diciamo. Beh sì, Juve e Inter comunque un po' le odio. No? Come mai? Boh, perché... No, ma io vorrei che mi raccontassi sta roba della sciarpa di Ibrahimovic, cosa è successo? Niente, ho risultato... Nonostante i tifosi avversari fossero, diciamo, nervosi, Nicolas ha preso la sciarpa, si è diretto verso il campo, alzandola e esultando, trovando... Vabbè, come un tifoso. E la cosa divertente e incredibile che, Esatto. che ad Udine abbiamo trovato fan di Nicolas ad Udine. Incredibile. Sì, beh, certo. Fan di Nicolas ad Udine. Ma E anche anche in aereo. in volo sul ritorno partendo da Londra Perché non trovo in aereo? abbiamo trovato uno che aveva frequentato la stessa scuola di Nicolas e lo ha riconosciuto sul volo di ritorno a Londra. Pazzesco. Quindi capite l'internazionalità del... Che il tema Milan dà l'assist al fantacalcio. Esatto. E tu sei un grande giocatore. Un Giocatore del grande... fantacalcio che quest'anno sta volando. potrebbe leggere la formazione sua attuale. Beh, del diciamo Fanta. che la formazione del Milan, cioè, scusa, la formazione del fantacalcio del VIP è la stessa del Milan più Pinamonti e Colombo di solito. A Colombo non lo metto Pinamonti, Esposito e Cutrone. Qual è la tua tattica? Sono Ora, metto Leao. ora ce la puoi dire perché Nicolas fa il fantacalcio a buste chiuse. Sì. Qual è la tua tattica quando vuoi distrarsi con le tue tattiche strane che sembrano che siano sempre diverse ogni anno ma in realtà è sempre la stessa? Che tattica usi di solito? Ce la puoi svelare ai nostri amici che magari giocano al fantacalcio e vogliono scoprire come gioca il VIP? Ma di puntare i giocatori più forti, dopo logicamente spero di prendere quelli del Milan.
Ma quindi tu Se no, punti su tutti i giocatori e fatalità, per puro caso riesci a prenderti quelli del Milan oppure punti più forte su quelli del Milan? Ma provo a puntare più forte su quelli del Milan. Ma mediamente per un attaccante del Milan quanto saresti disposto a spendere? Su 1000 crediti? Tipo per Pulisic ho speso 190. Su? Su 1000. Perché Su precisiamo. 1000, quindi l'anno prossimo se volete Pulisic è sopra i 200. E invece per Leao? E le avevo buttato 100. Ma la tua formazione attuale del Fanta? La mia formazione attuale del Fanta aveva Maignan, Christensen, Gabbia e Lely Kelly, Oh, che sta giocando. che sta giocando in questo momento. Centrocampo Modric, Pulisic, De Bruyne e Zaniolo. E in attacco, come ho detto prima, Pinamonti, Esposito e Cutrone. Vai. Nicolas, parlaci della guerra attuale in Israele, cosa ne pensi? Cosa sta succedendo adesso nel mondo? Perché parlano tutti di questo Hamas? Anche Hamas? Sì, vabbè. Cosa sta succedendo? no, Intanto dov'è Israele? Dov'è Israele nel mondo? Vicino a? Le opzioni? Più o meno, dov'è? Allora, Nel mondo. Le opzioni le dico io. Sud America, Europa o Medio Oriente? Sud America. E comunque al VIP interessa solo cosa? La figa. Ah, Quindi ok. che problemi ci Che è sono? collegata, no? Ok. Alla fine il VIP non può fare niente per questo, lui interessa le cose dove può veramente concretizzare e fare qualcosa. Esatto. Ti stai sentendo con qualcuno o vuoi fare un appello se qualche fans vuole farsi avanti? No, io farei un appello, se qualcuno è disponibile, io sono qua per conoscerla. Ok. Sui vari social. Io aggiungerei che appunto su Instagram, su Facebook si trova Sio Digito, Nicolas Costa, oltre a tanti fan club, ci sono anche tanti profili che non so se siano tuoi o siano di fake o cloni, perché... No, sono sempre i miei perché li avevo creati, ma dopo... E come vanno? Avevo cercato il modo di cancellarli, ma... Non ti ricordi la password? No. Ah, ecco. Ok? Perché anche tipo Bonso, ad esempio, lui ogni volta che si dimentica la password fa un profilo nuovo, non cerca di recuperare il vecchio. Quindi pensavo ci fosse una dinamica simile. Nicolas, visto che anche d'estate ti fai una serata al giorno praticamente, ti va da raccontarci la serata più iconica che ti viene in mente? Beh, allora è successo che dopo il periodo delle Però fiere... scusami, se partito Massi in via, prima c'era là 3 ore a pensare su parte da Cano, se vede che gli avevo ricordato. Però vabbè, È successo dopo il periodo delle fiere che... cos'è il periodo delle fiere, scusami? Le fiere che ci sono a San Donà, che ci sono ogni anno. Ok. Come adesso. Sì, ma sei per uno che non sa, giustamente. La settimana dopo ho trovato un signore un po' sconosciuto che mi aveva chiesto se volevo andare con lui su questo locale e niente, sono andato insieme con lui. Ma Dopo specifica che locale era? è il locale dove ci sono le... Era un night club famoso night club. di 90. Ma scusami un attimo, sta persona che non conoscevi, ti conosceva lui quindi, perché il VIP... Sì, si vede sì perché... Ah, era un tuo fase che ti fa vieni con me in un... Ma quanti anni aveva sto tipo? Tipo stipo, Non che so. non si capisce. È un'età indefinita perché anche lui quella sera aveva Secondo me dei avrà avuto vuoti sui di 50 memoria. anni. Non so. Ah, ok. Se tu hai 50 anni, cosa ti ha chiesto? Se volevo andare con lui su questo night club qua. E tu? Perché... Ha detto che mi offriva qualcosa da bere e... Se posso dire c'è un video completo di tutta questa avventura. Incredibile. Dove lo possiamo trovare il video completo? È nei nostri archivi. Nei nostri archivi. Ah, sì, perché non è pubblico. Sì, No, dai, no, sì, non è dai. pubblico, però è Possiamo a pubblicarlo, disposizione. Vabbè, insomma. Per i fans. e niente, sono andato insieme con lui su questo locale e dopo mi ha lasciato là e lui mi ha detto che trovava il parcheggio e dopo, Diciamo che dopo non l'ho più visto, è andato via. La storia completa, che se possiamo dire noi ce la ricordiamo molto bene, noi eravamo andati in precedenza. Guarda lui.
No, adesso devi fare vedere i nostri fans. Se non No, ma- ricorda, Non so se ne banna in YouTube. precedenza eravamo Aspetta che faccio pausa. Sono salito con questo signore qua che non conoscevo, mi ha portato su questo locale su Night Club. Dopo lui mi ha detto che doveva andare un attimo a parlare con quelli dell'ufficio, col direttore. E dopo mi ha Ma lasciato. tu dove eri nel frattempo? Io intanto ero già nato dentro che lo aspettavo. Ok. Dopo ho passato un po' di tempo, dopo non l'ho più visto e penso che sia andato via, insomma. Ok, quindi tu sei stato nel club, E dopo io volevo entrare, ma ci voleva tipo una ma tessera. hai detto che eri già dentro. Sì. No, ma dentro. Come posso dire? Ah, forse eri tipo dentro, ero, però... ero dentro all'entrata, ma Sì, forse ho capito, sì, che magari Arriva a c'è... porta. Sì, quindi sei stato là ad aspettarlo e quindi... Niente, dopo. Sì, è andato via, non l'ho più visto e sono rimasto là da solo, insomma. Ok. E dopo siamo arrivati noi a prendere. Dopo ho chiamato alcuni amici E ci ha e raccontato tutta la vicenda. ho E da quella chiamato sera- alcuni amici che mi venivano a prendere e gli ho raccontato quello che è successo. E ci ha spiegato la sua... E da quella sera sono nate le riunioni in questa mansarda. Incredibile. No, non so. Quindi è stata una serata molto significativa. Sì. Ah, perché i tuoi amici ti sono venuti a prendere e ti hanno portato a casa E dopo lui praticamente. ci ha Sì. proposto di salire per parlare un po'. E quindi di che anni parliamo qua? 2019. Ah, ok. 27 ottobre 2019. Ok. E i tuoi lavori, ti sei dimenticato del lavoro del Mac, giusto? Sì, sono stato là 2 settimane. Ah, 2 settimane. Com'è andata questa esperienza? Ma ho provato, ma pensavo fosse meglio. In che senso? Perché pensavo. Ma Non qual pensavo era di, la tua non pensavo di lavorare ispirazione? in cucina, pensavo di magari portare in giro i vassoi. E cos'è che hai cucinato? Cos'è che ti No, cucinare? cucinavo gli hamburger, mettevo su le patatine. Cioè, Nicola Scotta voleva portare i vassoi. Invece pensavo che era un lavoro da portare in giro i Però vassoi. posso dire, se un McDonald's c'è Nicolas Costa che mi fa gli hamburger, io andrei subito. Vabbè. Non hai portato un valore al locale, no? No. No, proprio Magari lì anche farne incontri con i fan, Nicola, Esatto, sì, farmi al il McDonald's. panino. Anche perché comunque la tua clientela non fan base andrà al McDonald's magari. Ma Sì. come mai poi hai deciso di lasciare o è successo qualche episodio? No, ho deciso io che non mi piaceva, non mi sono trovato Da bene. quella volta che hai marinato il Mac? E una volta, sì, vabbè, L'ultima a posto di andare al Mac sono andato al Capanino. Però i tuoi gli hai detto. E però è meglio, ho detto che era andato a Che, lavoro. no, che andava via 2 ore prima perché c'era Lina che giocava quella sera. Ah, ok. E la stessa sera, se non ricordo male, siamo andati in un locale famoso di Jesolo a mangiare, a vedere la partita del Milan. E diciamo che Nicolas al prezzo di 6 euro per le patatine fritte, diciamo che quello gli ha sconvolto la serata perché ha ritenuto il prezzo Di troppo elevato. la cosa che devi prendere tutti gli scontrini, Mamma mia. perché i tuoi poi te li chiedono. Anche questo è divertente, vai. E sì, dei scontrini che i soliti miei che vogliono che gli do il scontrino per vedere quanto spendo. Quello della frittella. No, quanto spendo? Sì, la frase di Dio se no non si capisce. No, non mi ricordo che cazzo. cazzo avevi detto, ma. Ma che rapporto hai con i tuoi in generale, quindi? Che rapporto hai coi soldi anche? No, bene. Sì. E vuoi raccontarci di quella volta che hai fatto l'abbonamento da Zone, quindi che cosa è successo? Niente che mi sono fatto l'abbonamento per vedere le partite e così guardo le partite a casa, non serve che le vado a vedere fuori in bar. Ci sta. E quindi che cazzo era, scusa? Non so. Che i suoi non vogliono più che le vada a vedere fuori, perché hai l'abbonamento. Ah sì, che i miei non vogliono più che guardo le partite fuori. Ho capito, ma qua era dietro la telecamera è tutto tragicomico. Qua quando. Ma sì, cioè, sono stato in uno strip club e l'ho lasciato là, vabbè. Cioè, roba che Diciamo che capita. queste sono avventure di vita vissuta. Certo. Ormai il VIP ne ha vissute talmente tante che qualsiasi cosa non le fa né caldo né freddo.
appunto anche per chiudere, come vedi il Nicolas Costa del futuro? Sarà ancora VIP? Avrai ancora voglia di andare a feste oppure ti vorrai fermare? Beh, mi sento ancora VIP, quindi mi sento ancora di andare a feste. Ok. Fino a quando non sarò più vecchio. Ok. Più vecchio cosa vuol dire? 50 anni, 60, 60? Sì, sui 50. Sui 50 forse il VIP si fermerà. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ci vediamo alla prossima puntata, sì. Se arrivati a 1000 like andremo a nipotine con il VIP. Ciao. Ciao, a presto.